quindi sono differenziati. Siamo al limite a cavallo della zona di pezzo. Però siamo al confine, a parte più alta che non siamo nella situazione peggiore del mondo. No, in effetti dal punto di vista possono arrivare situazioni di ritorno di feriti, morti, ma sono situazioni di eventuali crolli o comunque di feriti. Allora, i COC sono, aspetta che se ne stavano arrivando comunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. allora c'è Alunte, Cermeghedo, Orgiano, Montebello, Montecchiomaggiore, Lonigo e Sarego. Il COI è già attivato e vogliamo avere, come facciamo a avere adesso subito gli ho mandato il collegamento? link per collegarsi. Noi dovremo collegarci con COI e adesso stavo parlando di questo. Abbiamo attivato l'NBCR come per ogni evenienza, vabbè, quindi non c'è. abbiamo fatto le verifiche, quindi siamo a posto sui 4 stabilimenti. E quindi No, ci adesso, sono. adesso. Quindi adesso il problema è anche l'inserimento in diretta. Sì, ok, perfetto, grazie. Ciao, ciao. Sì, allora, E poi voglio dire, è pur vero che siamo in una zona che non è una delle peggiori Voi da questo però abbiamo quelle 4 situazioni un po' delicate, ecco, perché poi sono proprio in mezzo al paese. Cioè. Sarebbe interessante capire cosa è successo al municipio. sul municipio comunicazioni. Una delle persone coinvolte nei vari. No, per la Sanzina adesso stanno ancora i volontari e gli addetti stanno girando per Questo convegno, questo Ho chiesto il collegamento con noi, però mi diceva Franco che il collegamento se non me lo chiedono loro Dovrebbe aver chiamato la polizia provinciale. me lo fai? Scusa. Vediamo se c'è qualcuno. 2 a ottobre. Sì. Questo è l'epicentro, i colori degradanti mostrano l'intensità, man mano diminuisce, man mano allontanarsi dall'epicentro. Possiamo zoomare. Un attimo che prenda i giorni la mappa. Si sta aggiornando, si vede che abbiamo un Tecchio Maggiore e qui abbiamo i dati principali del terremoto, quindi la posizione a 1 chilometro a ovest-sud-ovest di Montecchio Maggiore, a magnitudo di 5.5 e la profondità di 10 km. E molto in quest'altra mappa questa è la mappa dei comuni dove si sente il terremoto. Quelli in giallo il terremoto si sente, quelli in blu no, si sente pochissimo.